Un'altra storia, Luisella, ti racconto un'altra storia, quella di Eleonora. Eleonora oggi ha 10 anni, è una bambina tetraplegica perché? Per un errore commesso in sala parto. Sentiamo il racconto che ha fatto la mamma di questo errore, di questo dramma. Sentite. Avendo chiesto ripetutamente il cesareo, mi è stato negato dicendomi che andava tutto bene, che la bambina stava progredendo nel parto, mentre invece così non era, perché poi è risultato infatti che era bloccata nel canale da parto con il braccino. Oggi ha 10 anni ed è tetraplegica, non vede e non sente. Sono stati 10 anni duri, è stato tutto sulle nostre spalle. Allora, il Tribunale di Rovigo riconosce il diritto al risarcimento, 5 milioni di euro, perché dice c'è stato effettivamente un errore, ha diritto ad un risarcimento, 5 milioni di euro, una battaglia giudiziaria lunghissima. Adesso, oggi, che cosa è successo? Che l'assicurazione dice no, signori, dovete ridarci un po' di quei soldi, perché 5 milioni sono troppi, dice la compagnia, e presenta ricorso in tribunale perché dice che sono troppi. Guardate, tenetevi forte, perché datemelo qua. Eleonora morirà presto, ridateci parte del risarcimento. L'assicurazione dice, beh, siccome muore presto, 5 milioni sono troppo, ridateci indietro i soldi. È una vergogna, è una vergogna. Sentiamo la mamma oggi. Ci ritroviamo a dover combattere nuovamente dopo 2 sentenze vinte, tanta rabbia, e sono schifata, veramente schifata, perché non si usa l'umanità, ma si usa semplicemente il soldo, il denaro. Sono 10 anni che lottiamo per dare giustizia a nostra figlia e ad oggi ancora stanno cercando di toglierle ciò che le spetta di diritto, che è suo, che le è stato tolto al momento della nascita. Perché questo accanimento? Perché? Per quale motivo? Che colpe ha mia figlia? Che colpe ha quella bambina? Che colpe ha questa madre? Un abbraccio forte, forte, forte a questa madre e una preghiera. Siccome di sentenze strane ne abbiamo già viste tante, io non vorrei, lo dico ancora, non vorrei trovarmi a commentare una sentenza che dà ragione a questa richiesta, ripeto, vergognosa. Chiedere i soldi indietro perché la bimba morirà presto è una richiesta che già di per sé è vergognosa. Spero che nessuna corte d'appello o di contrappello voglia prendere in considerazione una richiesta così vergognosa. È una mia speranza, abbiate pazienza. Giriamo pagina.